È giudicata dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca come terzo ateneo italiano tra telematiche tradizionali, sia statali che private, e prima tra le telematiche. È Confservizi Veneto, il polo tecnologico dell'Università Telematica Uninettuno, nella cui sede padovana si stanno svolgendo le prove d'esame. Sono ben 169 gli studenti che si sono presentati alla sessione di valutazione, con 63 iscritti alla facoltà umanistica e 106 a quella scientifica. Confservizi Veneto è diventata polo tecnologico universitario di Uninettuno a seguito di un'esperienza già maturata alcuni anni fa in collaborazione con l'Università di Padova. Qui abbiamo già laureato 460 persone, 460 persone tutte provenienti dalla pubblica amministrazione, dalle aziende che noi associamo, quindi le aziende di pubblico servizio. Abbiamo rilanciato questa attività universitaria con Uninettuno, che è la prima università telematica mondiale con 256 sedi in tutto il mondo, e siamo orgogliosi di avere il polo e rappresentare il Triveneto come Confservizi, perché è un'università di eccellenza premiata a New York 2 anni fa come la migliore piattaforma di e-learning mondiale, quindi assolutamente un servizio di prim'ordine. Le università tradizionali, il calo delle iscrizioni è palesemente a ribasso, aumentano invece le iscrizioni sulle università telematiche. Il polo tecnologico di Confservizi Veneto segue gli studenti sin dai primi passi, un'università telematica a distanza che garantisce un titolo di studio accademico riconosciuto a livello internazionale, con lauree di primo livello attraverso 6 facoltà e 25 corsi di laurea in 5 lingue. La nostra università sicuramente è basata su un modello che si caratterizza per la sua grande flessibilità, cioè noi cerchiamo di offrire agli studenti di varie età, di varie fasce d'età, l'opportunità anche di qualificarsi, no? E di adeguarsi ai tempi odierni e anche alle nuove figure professionali, no? Che sono emerse in questi ultimi anni. I titoli sono quelli della laurea triennale, lauree magistrali e master di primo livello per ora. Stiamo per istituire anche un dottorato di ricerca nella facoltà di ingegneria. Uninettuno è particolarmente indicata per le persone che vogliono frequentare l'università ma a causa della propria attività lavorativa non hanno la possibilità di frequentare i corsi tradizionali, e al tempo stesso va a formare con una propensione all'innovazione e alle nuove tecnologie, un modello quindi frutto di oltre 25 anni di ricerca che ha ricevuto riconoscimenti pubblici e il marchio di qualità eccellente. Ho scelto questo tipo di corso perché mi permette una maggiore flessibilità, riesco sia a studiare che a lavorare. Ho trovato in Uninettuno quella università che mi permette di studiare a livelli alti comunque, perché i professori hanno comunque buone competenze e comunque mi sono sempre trovato bene, anche quando ho chiesto informazioni ho sempre trovato buon riscontro, e quindi diciamo che ho trovato una buona soluzione.